Silent Hill, proprio Silent Hill 2, cazzo. Silent Hill, Silent Hill, ma che bello Silent Hill. Diciamo che non mi aspettavo di trovare questa condizione climatica oggi. Guarda la temperatura che vabbè, non fa freddissimo, ma comunque ho messo una termica e l'antipioggia perché veramente salendo la Valsugana mi stavo gelando. Non pensavo di trovare queste nuvole, nebbia, foschia, vabbè, ieri sera ha diluviato forte, quindi ci sta che con tutta l'acqua che è venuta giù era parecchio che non pioveva, caldo. E freni te così freni. Tra l'altro nuova configurazione dell'adattatore del microfono sulla Insta, perché qualche settimana fa si è rotto, ho dovuto comprarne uno nuovo e io pago e lo stiamo provando. Pro K frontale, fare le riprese, la nuova scheda Lexar 512 giga nella Insta 360, così non la cambio praticamente più, e Silent Hill è finito, per fortuna. Se non l'avete capito, stiamo facendo la salita del rolle, non siamo neanche ancora a fine di Primiero, quindi stiamo andando verso il rolle. È un po' più tardi del previsto, stamattina ho avuto alcune difficoltà tecniche alla partenza, ma risolte. Oggi pensiamo alla strada. La strada ovviamente non è delle più ottimali, strada statale 50 del Grappa e del Rolle, zona della Tosela, lago Laghetto. Ogni volta che ci passo mi fa una voglia, ma già siamo a 17 gradi. L'asfalto è abbastanza agrippante in realtà, ci sono i punti in cui è bagnato più freddo, ma mi sembra che sia buono. Qualche giorno che non vado via in moto, quindi sento tipo astronauta, mi devo riscaldare. I nostri amici hanno dormito qui. Devo dire che in generale l'outdoor, camper, wild, campeggio libero sta prendendo un po' piede, sta tornando molto di moda. Ovviamente poi quando si apre il panorama è bellissimo. Quella è quella, e noi proseguiamo verso il rolle. Tra l'altro ho letto che il Broccon l'hanno riaperto da poco, quindi ci andremo a fare un giretto a farlo, perché l'ultima volta l'abbiamo trovato chiuso, maledizione. Tra l'altro vi lascio qua nella scheda il link al video. Mucche arrivate a fiera, penso. Stamattina sono rincoglionito, sono proprio rintronato come pochi. No, sono disattento, questo non va bene. Temo anche di aver beccato una merda di semaforo rosso di quelli T-Red, semaforo della Valstagna prima. Ero sovrappensiero, appunto oggi sono così un po' disattento stamattina e l'ho beccato in pieno rosso. Spero solo che non fosse veramente un T-Red, se no non so quali siano le conseguenze. Non sono mai passato con un rosso, andrò a guardare cosa mi succede. Se mi stracciano la patente, gli dà un fuoco a me, alla moto, non so, mi mettono dentro, mi fanno esplodere, che ne so. Oggi si vede che è molto più tardi del solito, perché sono già le 7:50 e non sono ancora arrivato al primo checkpoint della giornata. Ovviamente il sole in faccia per tutta la salita, ma va bene. Eccoci a Fiera di Primiero. Profumo tipico della montagna. Ora c'era un macello grande tanto. Sì, penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Andiamo verso Passo Rolle San Martino di Castrossa. E si comincia così. Leggeri, si comincia leggeri a salire il rolle. Cominciamo freschi con un paio di tornantini cittadini. Ma no dai, mi devo beccare ancora Silent Hill qua. No, guarda che roba, guarda che panorametti che si aprono tra poco. Spettacolo. Dove non c'è il sole la strada è bagnata, dove non c'è
il sole, la strada è bagnata. Ah, però è bella. Guarda che robetta. 1-2, 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. 1, 2, 3, 4! Yeah! 1, 2, 3, 4! Fortuna c'è ancora poca gente, però ce n'è già più di quella che vorresti. Vorresti il pallo vuoto tutto per te, invece no. Allungo il pomeriggio, io allungo sempre, perché ecco, mia cara la motociclista, magari vi consiglio di andare a vedere sul suo canale, di iscrivervi al suo canale, perché porta dei bei video. Quella è qualche settimana fa, credo abbia fatto il rolle, l'ha fatto dall'altro lato e mi chiedeva com'era da questo lato. Ci deve averlo preso dal lato giusto. Come vedi, a questo lato è sicuramente molto 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 bello. Che cavolo di marcia hai messo? Ti sei emozionato? Ah, te sei emozionata e hai messo prima dentro, ma sbaglio? Sia a posto tanto. No, perché l'ho gnaro in testa. È decisamente molto bello da questo lato. Soprattutto la parte iniziale, appunto, è molto bella, veloce, come vedete, anche se oggi l'asfalto, ripeto, non è super top e io ho la gomma un po' consumatella. Dopo vi faccio vedere cosa intendo io per consumatella. Dopo questo lungo primo tratto veloce, diciamo abbastanza, i primi 15 km, 10 km, insomma, molto belli, poi comincia effettivamente a salire in modo più prepotente. Che tornantazzi, va che tornantazzi, va che tornantazzi. Hai già la mano destra che ti dà fastidio, ovviamente. Guarda che cavolo di panorama. Tanto ci sono 12 gradi, mi pare. Eh sì, ho letto bene. Rally di San Martino, ok, presumo che quelle siano le fantomatiche pale di San Martino. Torrenthouse, facciamo un pianino e proseguiamo. Più o meno tutti i passi alpini di una certa altezza che ci sono qui da noi, tra il Trentino insomma e il Veneto, ovviamente cosa succede? Una lunga strada di avvicinamento e poi nell'ultimo tratto ti becchi i tuoi 7, 8, 10, quelli che sono tornanti ravvicinati, perché fanno l'ultimo pezzo, diciamo, della scalata. Comunque stamattina piacevole sorpresa, la benzina è tornata a scendere un po', sì, non è veramente bassa, però insomma è tornata ai livelli pre-guerra, diciamo, ecco, se non altro. Non ai livelli del Covid, durante il periodo del Covid magari, forse è tornata ai livelli prima del Covid, di 2 anni fa. 10 chilometri al passo, 10 passi al chilometro, cioè il paesiello di San Martino. Ma sapete che quasi quasi accedo anche le mie amiche Termo Manopole. Vai amico Jaguar. Amico Jaguar, sono questi primi tornanti qui molto belli, un po' nella vegetazione, un po' vicino insomma ancora a San Martino. I primi vanno fatti piano perché sei in città. Attenzione rispetto al ciclista, sì, ma il ciclista rispetto a te, c'è questo scambio reciproco tra il ciclista al motociclista, il ciclista all'automobilista, o no? Il cartello dice rispetto al ciclista, ma il ciclista rispetta te? I ciclisti di solito non sono molto rispettosi, questo è sicuro. Abbiamo fatto questo discorso molte volte. Come va la moto? Bene, tanto al corso di sterrato abbiamo spostato la posizione la leva del freno posteriore per adeguarla alla guida in piedi, e non l'ho rimessa a posto e è un po' lunga rispetto al mio bisogno. Ecco qua gli ultimi tornanti della salita, sono appunto quelli più stretti. Secondo me sarà 8 gradi sopra. Guarda che bello, guarda che spettacolo c'ho. Ah, se è proprio uno spettacolo, oddio, guarda che robetta c'ho. Eccoci qua, l'ultimo pezzo, passo rolle 1984 metri sopra il livello del mare, arrivati a rolle. Bello che bello, casa cantoniera, ci possiamo anche fermare qualche minuto. Le mie doti enduristiche.
Bene, 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 bene. E adesso ci lanciamo nella salita del Passo Fedaia. Andiamo a fare il Fedaia.